Siamo qui per aspettare questo responso dei giudici del TAR in seguito al nostro ricorso contro una delibera della giunta regionale. Noi l'abbiamo chiamato il lodo Zaia. Lodo Zaia perché consente di fatto un atto di bracconaggio considerato tale e punito penalmente in tutta Italia, che qui invece viene consentito. Quindi lodo perché dà l'immunità dal reato di bracconaggio ai cacciatori, ovvero caccia specie di uccelli protetti in tutta Italia e in tutta Europa, che sono per l'ennesima volta cacciabili solo in Veneto. Quindi una lotta di legalità. Le conseguenze sono di carattere diciamo sanzionatorio, perché quando arriverà la condanna dell'Italia, dello Stato membro a causa della legge regionale del Veneto, poi ci saranno anche le sanzioni che andremo a pagare tutti noi cittadini. Quindi chissà quanto andremo a pagare noi per consentire a una minima minoranza dei cittadini veneti di ammazzare un patrimonio che è di tutti, tra l'altro utile non solo all'agricoltura ma utile anche ai cittadini, perché si parla di 6 specie di uccelli protetti insettivori che quindi contribuiscono anche a combattere in modo biologico, naturale, quelli che sono gli insetti dannosi all'agricoltura, non solo all'agricoltura, ma ad esempio nel caso della spispola anche a combattere il problema delle zanzare, visto che questo piccolo uccellino insettivoro si ciba anche di zanzare. Mostriamo come sono le pecore libere, in libertà, in natura, come le vedono i nostri cugini europei, ci fanno anche i francobolli, le mangiatoie, eccetera, poi arrivano da noi, gira e le mettiamo in gabbia, quindi pepola da richiamo, in una gabbietta dove non possono nemmeno più aprire le ali, cioè uccelli che riescono a migrare anche attraverso continenti, e dopo eccole qua, arrivano qua in Veneto, unica regione d'Europa, e vengono uccisi. Ecco, il frosone, anche questo è rarissimo, lo rendiamo cacciabile. Qua non ho trovato nessuna foto di frosoni morti, perché? Perché è il primo anno che è reso cacciabile. Quindi abbiamo solo i frosoni visti dagli europei, non dai veneti, perché i veneti invece lo vedono morto. Questo qua invece è il prispolone, è un uccello insettivoro, vedete che ha l'imbeccata per i piccoli, ha degli insetti in bocca, qui è in natura, eccolo qua quando arriva da noi. Una cosa, pesa 12 grammi circa, la cartuccia col piombo pesa dai 30 ai 40 grammi. Questa invece è la pispola come è vista dall'Europa, libera, tranquilla, no? Eccola qua, una pispola con l'imbeccata, vedete, è utilissima, questa mangia anche le zanzare, è molto piccolo questo uccello, quindi mangia insetti molto piccoli, quindi utile non solo all'agricoltura ma anche all'uomo. E invece dopo arriva in Veneto, vediamo cosa succede, gira pure, eccola qua. Questo è lo storno. Lo storno, a differenza di quello che dicono, è utilissimo perché è insettivoro anche questo, vedete, uccide e mangia moltissimi insetti dannosi all'agricoltura. È una specie in declino, sembrano tanti perché sono gregari quando li vediamo, in realtà è una specie in declino in tutta Europa. L'unico animale che mangia anche la larva dell'infantria, che è il bruco americano, che è un po' un flagello degli agricoltori, diciamo così. Ecco, invece di tutelarlo, perché è un'arma biologica, no? Visto che si parla anche di... No, finisci, gira pure lì, che ci sono anche... Ecco, questi sono gli storni visti dal Veneto. Da dire che la maggior parte di questi uccelli arrivano dal nord-est Europa. Quest'anno nel nord-est Europa abbiamo avuto temperature fino a 40 gradi, abbiamo avuto degli incendi di migliaia e migliaia di ettari di bosco, dove in particolare si riproducono fringuelli, pepole, frosoni e diversi altri uccelli. Quindi quest'anno con maggior ragione degli altri anni questi uccelli devono essere non cacciati in deroga ma protetti, e magari con misure molto severe. Se la Commissione europea, anzi la Corte di Giustizia europea, annunciamo questo, ci condannerà, noi chiederemo, studieremo le forme con i nostri legali, per ogni cacciatore chiederemo un danno di 30 euro per ogni uccello abbattuto, andando a chiedere i tesserini dove loro hanno registrato questi uccelli. Siamo quelli che hanno fatto ricorso, abbiamo fatto ricorso depositato il 12 ottobre, e per chiedere l'inaudita altera parte, un procedimento che non prevede la collegialità, ma prevede che sia il Presidente a esprimersi sulla sospensiva. Pensate, lo scorso anno per 3 volte, visto che la Regione ha fatto 3 delibere, per 3 volte in inaudita altera parte il Presidente ha dato la sospensiva. Perché, ci chiediamo noi, quest'anno, il 15 ottobre, il Presidente del TAR non ha dato la sospensiva, quando la delibera è la stessa, se non peggiore, e quando di mezzo c'è anche una condanna dell'Europa? Diventa, come dire, TAR l'ultima speranza per evitare che si ripeta per il Veneto un rischio
di sanzione europea, che purtroppo è già nota, è già capitata in altre occasioni e che oggi vedrebbe, a differenza degli altri anni, il Veneto l'unica regione ad affrontare una situazione di questo tipo, perché come è stato detto prima, in altri anni la regione Veneto era in compagnia di altre regioni su questo fronte, quest'anno siamo gli unici a voler rischiare così tanto e a voler giocare alla roulette russa con quelle che sono poi in realtà le sanzioni europee. Come l'IPU abbiamo fatto un appello al Ministro dell'Ambiente affinché attivi il Consiglio dei Ministri al fine di bloccare questa delibera, di fare annullare questa delibera. Procedimento tra l'altro che è previsto dall'articolo 19 bis, comma 4 della legge 157 del 92. Quindi l'appello che noi facciamo per l'ennesima volta come l'IPU Veneto e l'IPU Italia, l'Life Italia, è quello di pensarci su e di non continuare su questa strada che sicuramente porterà ad un'altra procedura di infrazione verso il Veneto. Guarda che forse che verrà il giorno in cui Leonardo da Vinci è profetizzato.